e io ritengo che questa sia la critica più grande a questa gestione della regione, perché non si è implementato il sistema ferroviario metropolitano in superficie, si è troppo presto abbandonato. Parte dalla realizzazione del sistema ferroviario metropolitano di superficie il progetto di Giovanni Manildo in tema di mobilità, trasporto pubblico ed infrastrutture del Veneto del futuro. Fondamentale per evitare che ci siano zone di serie A e zone di serie B, fondamentale per valorizzare il ferro come strumento di mobilità principe della nostra regione. Secondo il candidato presidente della coalizione di centrosinistra, a questo primo passo deve seguire con le aziende di trasporto pubblico locale l'integrazione ferro-gomma, Di cui la regione deve essere regista ed esecutore per arrivare finalmente al biglietto unico, di cui si è parlato per troppi anni ma si è sempre lasciato tra le cose non fatte, e penso che questa sia una scelta politica coraggiosa che si debba fare. Altra misura fondamentale per Manildo, l'incentivazione dell'uso del trasporto pubblico, soprattutto da parte dei giovani. Quindi la gratuità fino a 26 anni come è in altre regioni, ma soprattutto sulla falsariga della Spagna dei modelli che vanno a incentivare il trasporto pubblico locale con la sottoscrizione di abbonamenti con cauzione in Spagna sono fino ai 20 euro che vengono detratti nel caso di frequente utilizzo dei trasporti pubblici da parte delle persone. Sulle infrastrutture fatte e da fare, per Manildo opera inutile la via del mare, opera utile ma gestita male la pedemontana. Nell'ultimo anno ha generato un debito di 50 milioni di euro che è stato pagato con l'addizionale IRAP, non è un modo giusto e corretto di gestire quest'opera che, ripeto, dal punto di vista della funzione è importante. Quindi una delle prime cose che faremo è quello di rivedere il contratto con il concessionario privato. Quanto riguarda invece la via del mare, ritengo che sia un'opera non utile, non è utile sostituire una strada a circolazione libera con una a pedaggio, perché non risolve il problema del cavallino, non risolve il problema della viabilità. Ritengo che invece sia più importante investire sul potenziamento di via Roma per rendere più fruibile la possibilità di raggiungere il cavallino.